Ed ora adesso abbiamo qui il nostro Davide Piloli che ci farà un commento su questa partita che sicuramente è stata di estrema soddisfazione. Sì, intanto buonasera a tutti. Sì, diciamo che è una grande soddisfazione perché insomma battere la capolista è sempre una soddisfazione, ma diciamo che è da un periodo che stiamo giocando bene, secondo me, a mio avviso, è che non riuscivamo a raccogliere quello che seminavamo. E diciamo che oggi secondo me abbiamo fatto un'ottima partita in difesa, che è una cosa di cui stiamo lavorando, parliamo molto di questa cosa qua. E niente, dopo sicuramente abbiamo fatto a livello di squadra un'ottima partita, abbiamo preparato bene la partita perché sapevamo che loro venivano molto alti e aggressivi e niente, dai, è una piccola soddisfazione, sappiamo che abbiamo fatto 3 punti importanti e che adesso insomma abbiamo altre 2 o 3 partite importantissime, quindi dobbiamo far punti per provare a salvarci prima, insomma ci crediamo noi. Questo risultato è estremamente importante perché veramente non era da mettere facilmente in preventivo la vittoria con l'Itiene, visto lo score le partite, aveva perso una partita sola fino adesso in tutto il campionato. Quindi voglio dire, è stata un'ottima partita e dove sinceramente ho visto un Requaro che non merita sicuramente la posizione che ha in classifica. Ma diciamo che se siamo lì c'è sempre un motivo, no? Però vabbè, tante volte l'abbiamo detto, noi siamo una squadra fatta di persone speciali, secondo me, che si sono presi questo impegno e lo portano in fondo. Abbiamo un sacco di problemi, oggi mancava Edo, Mirko, poi una volta non ci sono io, poi una volta non c'è Alberto, poi una volta non c'è il Greco. È dura, però oggi abbiamo lottato e sono fiero di questa squadra qua, orgoglioso perché comunque penso che ce le meritiamo per quello che stiamo facendo, una bella vittoria che ci dà prospettiva insomma, per riuscire a salvarci prima della fine. Sono felice per voi, vi faccio gli auguri e sono convinto che, visto come si stanno mettendo le cose, probabilmente riuscirete nell'intento. Ti ringrazio. Grazie mille e buona serata a te.